Allora, ci siamo lasciati dicendo che questo virus ormai è praticamente in tutto il pianeta. E abbiamo detto che è una questione reciproca la possibilità di uscire fuori da questa pandemia. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un boomerang. Cioè, io mi salvo, ma non mi posso salvare se non salvo anche il mio vicino che non è in grado di vaccinarsi. E quindi lui mi salverà se guarirà lui, non avrà. E quindi a mia volta io sono avvantaggiato. È la prima volta, va bene, proprio in questa, è una globalizzazione del soccorso reciproco. Prego, professore. È praticamente, come dire, lapalissiano, evidente questa storia qua. Ma non è evidente per tutti. No, perché c'è un problema. Perché c'è qualcuno che dice mi curo io e poi gli altri, perché devo andare a aiutare ancora adesso? Perché devo andare a aiutare? Sì. Ma non è egoisticamente, è vantaggioso per quello che pensa solo a se stesso. Sì, ma difatti, è un paradosso. Allora, come diceva prima il professore Avruscio, noi siamo passati in meno di un anno in una vera guerra. In questo momento, tanto per capirci e parlare del nostro, noi abbiamo circa 15.000 morti in più civili di tutto il conflitto, il secondo conflitto mondiale. Cioè il numero dei morti civili per Covid è superiore al numero dei morti civili durante i 4 anni di guerra, con bombardamenti, metteteci dentro tutto quello. Mentre la guerra, il vedere la distruzione, il pericolo proprio e dei propri cari della vita si tocca, e quindi ha sviluppato un sistema di solidarietà, di mutua assistenza, di generosità tra le persone. Qui, in questa situazione, che è identica dal punto di vista dei risultati, invece sta scatenando un racconto in cui non si tiene conto che la chiusura è stato un modo di proteggere la vita delle persone come se fossero stati messi nei rifugi antiaerei, no? Ma il racconto è di essere stati privati di un pezzo di vita, e quindi questa privazione ingiustificata della propria libertà fa scattare quell'operazione che dice lei. A questo punto io mi devo recuperare i miei spazi, la mia vita che mi è stata tolta in modo, come dire, arbitrario, e quindi io vengo prima di tutti, i miei bisogni vengono prima di tutto, le mie necessità superano tutti, indipendentemente dalla storia del vaccino, perché tanto il vaccino, e cominciano e attaccano lì gli argomenti che portano a dire: aspetta, prima fa lui, vede lui, poi vedo io, casomai, nella migliore delle ipotesi, oppure non me ne importa niente. E si nega la realtà, perché, senza voler entrare nel merito, Trieste, a parte, se vogliamo escludere manifestazioni Novax, no? Sì. Perché è il punto più infetto d'Italia? Probabilmente perché c'è Piazza Italia aperta e quindi il virus entra dall'Adriatico, cioè è chiaro che l'assembramento a qualunque titolo e a qualunque cosa, quindi senza entrare nel merito legittimo, non legittimo, giusto, non giusto, provoca aumento del virus. Diciamo che il virus non ha etica. Non ha etica. Ed è questo che poi non riesce neanche a far riflettere su quei temi che dice lei, cioè i temi che già erano molto sottili e molto labili, quella della solidarietà sociale, quella dell'essere comunità, del fatto che il mio interesse personale
viene soddisfatto in modo strutturato se è soddisfatto l'interesse della collettività in cui vivo, perché altrimenti se la collettività in cui vivo non ha le garanzie, il mio interesse alla fine cade, perché viene schiacciato dentro la mancanza. Quindi, ecco, poi un'altra, scusatemi, una deviazione perché volevo sottolineare una cosa, la questione dei richiami dei vaccini. Bene, allora, ci stiamo noi come dire, approntando alla campagna anti-influenzale, va bene? La campagna influenzale, la banale influenza tutti gli anni, ma il vaccino che noi andremo ad iniettare non è un vaccino che coprirà per tutta la vita per l'influenza, coprirà quei 5-6 mesi in cui c'è lo sviluppo, diciamo, la virulenza dell'infezione, ma facendo un vaccino a novembre, a marzo la copertura sull'influenza non ci sarà più di nuovo, è che sarà passata l'influenza. Quindi il fatto di fare richiami, il fatto che questo vaccino ha uno spazio di risposta 6-9 mesi, anche questo. E a me non piace parlare di sperimentazione, professore, perché è un termine che viene abusato. Io parlo di osservazione, perché siamo di fronte a un fenomeno completamente nuovo, assolutamente originale per l'umanità, che poi c'è quel discorso della diffusione, perché come si accennava prima, mentre un virus, un batterio che partiva dalla Cina 150 anni fa ci impiegava 6 mesi per arrivare in Europa e nel frattempo quindi poteva sterminare quelli che se l'erano presi e lì moriva, adesso ci impiega 6 ore e quindi ha una velocità di diffusione che non è facile. Allora noi stiamo osservando il comportamento del virus e di conseguenza gli effetti delle terapie e delle azioni antivirali che noi mettiamo in campo. Certo. È che è la base della scienza e soprattutto della scienza medica. Certo. Perché il termine sperimentazione ormai hanno utilizzato una questione negativa, come se fossimo delle cave di laboratorio, il che non è vero. Noi stiamo osservando l'evoluzione, la storia naturale, dice, di una malattia che fino a meno di un anno fa non esisteva sulla faccia della Terra. Certo. Cioè qua ci si dimentica, ma questo è un problema di cultura generale, come si dice prima, che nel 1600 2/3 della popolazione europea fu sterminata dalla peste portata dai lanzicheneghi. Certo. 2/3 della popolazione europea. Quindi la lotta contro le infezioni, contro le epidemie, le pandemie, è pari pari la storia dell'umanità. Come lei diceva illuminatamente un attimo fa, i virus li hanno trovati vivi ed efficaci nelle mummie egiziane. Certo. Ma d'altro canto arrivano anche vengono portate dalle stelle comete. Dallo spazio. Cioè, noi originariamente, mi scusi, eravamo dei virus, esatto. Poi ci siamo aggregati non so come e oggi possiamo anche raccontare queste storie. Prego. Sa qual è un problema che abbiamo noi medici in questo contesto? È quando noi dobbiamo parlare di prevenzione, perché giustamente quello che diceva, la riflessione che faceva il dottor Cheserà sono molto appropriate. Se quando c'è una guerra tu vedi una bomba, insomma, no, prendi paura, ma quando c'è una malattia, quando hai dolore, tu corri subito ai ripari, no? Vai in ospedale, corri, perché hai un dolore, ce lo senti sul tuo corpo. Ma quando tu stai bene e devi prendere qualcosa che continua a farti stare bene, tu non te ne accorgi. Però è quella foresta che cresce, voglio dire, no? Non deve far più rumore un albero che cade, ovviamente, anche in questo senso. E quindi la difficoltà e la maturità, e anche qui mi preme sottolineare anche
che la politica dovrebbe occuparsi proprio di più prevenzione, ma anche proprio di cultura di prevenzione, no? In maniera tale che da bambini, fin da bambini, ci si educa in questo. Ma invece vediamo che si interviene sulla sanità solamente quando fa rumore. Certo. È così, no? Perché insomma un trapianto di cuore, cervello, insomma, avrebbe, no, un successo enorme, però io devo, il mio compito di medico è quello di continuare a farti stare bene, anche se tu poi non te ne accorgi del lavoro che ho fatto, no? Per farti stare bene, e invece ti accorgi quando, no, succede qualcosa per cui mi ha salvato la vita. Invece noi ci salviamo la vita, in questo ce lo sta dimostrando, come giustamente pensando agli altri prima che a noi stessi, insomma, ecco, quindi è una cultura che, insomma, dobbiamo, io spero che almeno questo disastro ci insegni un po' come ci ha insegnato la prima, la seconda guerra, insomma ci siamo, come dire, siamo rinati, no? La solidarietà era proprio spontanea e io spero che succeda anche, insomma, questa volta. Ma c'è anche una poesia che ci racconta la livella di Totò, bellissimo. che alla fine siamo tutti uguali, sì. E quindi dobbiamo pensare non solo a noi stessi, ma un concetto di collettività a livello planetario. E allora adesso torniamo con Crisanti, valutazione dei vaccini, il contributo numero 2. Il vaccino, diciamo, ai vaccini AstraZeneca, cioè i vaccini, voglio dire, Moderna e Pfizer più o meno si equivalgono. Il vaccino AstraZeneca a 2 dosi segue di poco indietro, e poi a mio avviso c'è la cosa veramente particolare del vaccino Johnson & Johnson, che dopo 2 mesi di fatto non protegge quasi più niente. Ecco, questo obiettivamente è una cosa che dovrebbe sorprenderci tutti, anche perché questa vaccinazione, mi permetta, è stata iniziata quando già Johnson & Johnson era a conoscenza dei limiti del vaccino. L'FDA in America si è affrettata a rettificare le condizioni dell'approvazione imponendo la seconda dose, perché Johnson & Johnson ha finito la sperimentazione a 2 mesi, a 3 mesi, a 4 mesi aveva i dati, e noi abbiamo iniziato a vaccinare con Johnson & Johnson, mentre Johnson & Johnson sapeva ed era consapevole della limitata durata della vaccinazione. Allora, abbiamo visto che naturalmente ogni vaccino, in base all'esperienza che ha la casa di produzione, può ottenere determinati effetti positivi o non ottenere quegli effetti che noi vorremmo che avesse. Vorremmo avere un vaccino che ci sana completamente per tutti i nostri giorni a venire, e invece purtroppo non è così. E quindi, dottor Andrea Azzori, è necessaria la terza dose? Cioè non è una questione impositiva, ma c'ha un senso, diciamo, biologico, tecnico, diciamo, di necessità per quei discorsi che dicevamo prima. Sicuramente, non ci sono dubbi. Abbiamo visto anche, prima il professor Crisanti citava 2 interventi, quello dei vaccini, quindi se una persona non si ammala, non trasmette, detta in modo banale, quindi se è vaccinato ha meno possibilità di trasmettere il virus, questi ci sono studi che lo dimostrano, e poi ci sono le misure di sanità pubblica, che sono la mascherina. Se io non trasmetto le goccioline d'acqua con dentro il virus, non trasmetto il virus. Quindi è un mix di interventi che devono arginare il salto del virus tra persona e persona. La terza dose è un ulteriore strumento che abbiamo, fortunatamente abbiamo, perché non abbiamo in tutto il mondo, voglio sempre dire qua, e che dobbiamo usare. Perché qui la parola chiave è ripartire. Questa è una parola che Medici con l'Africa Come sta usando nel continente africano e in Italia, è ripartire. Ripartire in sicurezza vuol dire che siamo in grado di tornare a una vita normale. Io ho apprezzato tantissimo i colleghi quando parlano di prevenzione e del fatto che qui alle persone è stato chiesto di mettersi nel bunker perché cadevano le bombe, è un esempio proprio calzante, e ripartire però vuol dire allora fare il vaccino, fare il richiamo che si chiama booster o si chiama terza dose, fare la protezione di sanità pubblica con le mascherine negli ambienti chiusi, ad esempio se va in autobus o in altre situazioni bisogna metterla, e sperare che
a un certo punto il virus trovi una sua connotazione, perché un'altra cosa interessante è che io non conosco nessun virus che ha fatto il salto di specie e poi è tornato indietro. Non è che il virus salta sull'uomo da chi sembra il pipistrello, io ho visto molti studi sull'Ebola ad esempio in Africa, non è che poi a un certo punto dice vabbè torno a infettare solo gli animali, lui il salto di specie l'ha fatto, quindi io direi che resterà con noi, ma lo dico con la serenità del fatto che ci sono probabilmente tra il 500.000 e 1 milione di virus in giro che convivono con l'uomo, ma non danno tutti malattia. Quindi direi che questo equilibrio bisogna trovarlo con la vaccinazione, con i sistemi di sanità pubblica e poi imparando di nuovo una grande lezione che da soli nessuno ce la può fare. Ce la possiamo fare solo insieme, come società, come Italia, come paese, però poi anche come mondo. Cito un esempio, parlando di vaccini e di vaccinazione, l'India, principale produttore mondiale di vaccini, con una percentuale di persone vaccinate nel suo paese, che insomma è un paese che ha quasi 1 miliardo di abitanti, bassissima. Certo. Quindi il vaccino c'è, la tecnologia ce l'abbiamo, dobbiamo portarla alle persone fino all'ultimo miglio dei sistemi sanitari e dobbiamo farlo però spiegando alle persone quello che lei ha detto, professore, l'importanza di ripartire in sicurezza, l'importanza di essere protetti, di essere convinti che come mangiare bene fa bene, vaccinarsi previene e fa bene. Certo. Se posso solo Prego. aggiungere una cosa, perché giustamente fino adesso abbiamo parlato di Africa, di India, eccetera, eccetera, ma la più grande dimostrazione secondo me che abbiamo sotto gli occhi della necessità non solo di un sistema di una solidarietà sociale, ma di un sistema sanitario sociale, è che in America, per quello che si diceva prima, quindi paese che investe il 13% del suo PIL Esattamente. in sanità, rispetto a noi che ne invogliamo il 6%, ma attenzione, il 6% dell'Italia non è la metà del 13% degli Stati Uniti, perché il 13% degli Stati Uniti in termini assoluti è una cifra immensa rispetto a 10 volte quello che è il 6% dell'Italia. I morti li hanno sotterrati con le ruspe. Certo. Ci sono quelle immagini che vengono da New York Sì. in cui con le ruspe facevano le fosse, non dico comuni perché c'erano le bare, ma quasi. Perché? Perché lì non esiste un sistema sanitario solidale, nazionale. Chi c'ha i soldi si cura, chi non c'ha i soldi muore, che fu anche il problema della prima SARS, Sì. dove Stati Uniti e Brasile morivano a mazzi, in Canada, che ha un sistema sanitario simile al nostro, morirono pochissime persone. E questo non perché il virus non aveva il passaporto per andare dagli Stati Uniti ai cosi. Quindi il concetto della solidarietà in sanità è un concetto fondamentale su quel discorso che diceva lei e che poi mi permetto di usare un testimonial d'eccezione, che è quel signore vestito di bianco che si affaccia tutte le domeniche a Piazza San Pietro, che disse una frase che non ripeto perché è abusata, che è una frase di assoluto buonsenso. Quindi se i sistemi sanitari non funzionano in termini di solidarietà, in termini di come dire, mutua assistenza, e poi è tutta la comunità che ne paga le conseguenze. E attenzione, volevo anche aggiungere una cosa prima a quello che diceva Gianpiero Fruscio. Il problema è che abbiamo anche sterilizzato la morte. I morti che ci sono stati dentro un sistema chiuso che non ha visto nessuno. Le sofferenze sono state assolutamente dei singoli. Certo. Bene? Perché sono stati i singoli, lasciati tra l'altro soli, che sono andati a finire dentro le animazioni senza neanche il conforto per l'uno e per gli altri della vicinanza dei parenti. Da lì sono passati agli obitori, dagli obitori sono passati ai cimiteri. Quindi abbiamo anche sterilizzato
secondo me, degli stimoli principali che dà senso alla vita, cioè il fatto della consapevolezza della possibilità di morire, che invece in questa situazione è stata completamente sterilizzata. È stata sterilizzata dal punto di vista sanitario, è stata soprattutto sterilizzata dal punto di vista sociale, perché, cioè, come diceva prima Giampiero, io sto bene, non ho la percezione del male, non ho il problema, non vedo i funerali, non vedo quello, cioè se non è un mio parente stretto non mi rendo neanche conto di quello che è successo. Certo. E questo abbatte il concetto di solidarietà, di mutua assistenza, del prendersi cura di quella che era una grande tradizione italiana, che è la rete vicinale. I rapporti tra vicini, i rapporti tra persone che si conoscono, sono stati sterilizzati in questa situazione. Certo, certo. Allora, professor Avruscio, è necessaria la prima dose, un suo parere? Cioè, tranquillizziamo i telespettatori. Io l'ho fatta la terza dose. È fondamentale, io l'abbiamo fatta, ripeto, è fondamentale proprio per continuare. Com'era il termine, il motto della cura, per ripartire. Ma l'abbiamo visto, insomma, abbiamo visto la differenza che c'era nella prima parte quando non avevamo il vaccino ed eravamo partiti e poi subito è stata una fase peggiore rispetto alla prima, e invece nella fase dei vaccini, questo è ovvio, insomma, si vede. Io parlo come medico, come parte sanitaria. Guardate, noi stiamo vivendo questa situazione da più di un anno ormai, la stiamo vivendo insomma, sul campo, e vedo che sta affiorando veramente tanto disagio da parte degli operatori sanitari, perché questa emergenza ha impedito tutto, ha impedito nella prima fase anche di raggiungere i familiari, c'era paura da parte proprio di noi sanitari, magari di andare a casa, di contagiare, eccetera. Ferie insomma, sono state abolite perché l'emergenza ti rende ragione di questo. E poi siamo passati dall'essere considerati eroi, ma è una parola che io non mi piace questo, perché uno che fa il proprio lavoro, la propria professione per passione la si fa, perché la si faceva prima, durante e dopo il Covid. Solo che probabilmente tanta gente si è accorta di questo tipo di lavoro, che la salute e la vita è molto più importante di qualsiasi altra cosa. Poi siamo passati anche con l'essere additati invece come le persone che vogliono come operatori imporre una dittatura sanitaria, e quindi essere prese anche a male parole o se non altro. C'è un certo disagio fra gli operatori sanitari. Io credo che ci voglia molto più coscienza e più responsabilità da parte di tutti. Noi siamo chiamati a cercare di far star bene le persone e molto spesso a salvare la vita alle persone. Lei pensi che quando chiedo a un paziente dove è stato, magari si ricorda il ristorante dove è stato, magari, no? Dove, eccetera, però non si ricorda magari il chirurgo, no? Che ha fatto un intervento, e neanche dell'anestesista, perché dormiva, quindi gli anestesisti poi nessuno si ricorda no, mai di chi è stato, però insomma sono quelle persone che ti salvano la vita. Ora io dico, noi non abbiamo bisogno degli ola, degli applausi, no? Come succede in una partita di calcio, degli stipendi milionari, ma almeno un po' di coscienza, un po' di rispetto, un po' di responsabilità in più, insomma, di questa comunità che, se vuole che ci sia più salute, allora deve esserci anche, come dire, più vicinanza a questo popolo della sanità, e parlo di tutti gli operatori. Certo. Allora proseguiamo con la terza dose e le case farmaceutiche.
Contributo numero 4. Certo. Il 22 settembre l'FDA boccia la richiesta di approvare una terza dose per tutti presentata da Pfizer e sostenuta dal presidente Biden. Negli Stati Uniti per ora il richiamo viene somministrato solo agli anziani e alle categorie più a rischio. Ma lo scontro è ancora aperto. Il 28 settembre Biden ha ricevuto la terza dose in diretta televisiva e si parla di un piano già pronto per la somministrazione a tutti gli over 40. A Boston incontriamo uno dei membri dell'FDA, ma non nel suo ufficio, e non è un caso. C'è una grande pressione su di noi. Vi ho dato appuntamento qui perché non sono felice di quello che dico. Ma a questo punto della mia carriera, per me l'unica cosa che conta è fare la scelta giusta. Il dottor Cody Meissner è uno degli scienziati che ha avuto il coraggio di contraddire l'uomo più potente del mondo. Come ci si sente a smentire il presidente degli Stati Uniti? Nessuno può essere a suo agio, ma il presidente non è uno scienziato, è un politico e noi dobbiamo fare il nostro mestiere. La nostra raccomandazione è stata: concentriamoci sulle persone fragili, anziani e immunocompromessi, che sono più a rischio. La proposta presentata da Pfizer e sostenuta dal presidente Biden però era molto diversa. Pfizer aveva richiesto l'autorizzazione della terza dose per tutti, ma in questo momento per noi ci sono ancora dei dubbi su quanto possa servire davvero a tenere la pandemia sotto controllo. Cosa non vi ha convinto? In questo momento negli Stati Uniti non stiamo vedendo molti casi gravi tra i vaccinati, solo casi lievi. Significa che le 2 dosi sono ancora efficaci e tu non rivaccini di nuovo un'intera popolazione per evitare un raffreddore. Non abbiamo abbastanza dati sulla sicurezza e dopo la seconda dose ci sono stati molti casi di miocardite. Cosa succederà dopo la terza? Non sappiamo nemmeno quanto durerà questa terza dose. Sono tutte informazioni che bisogna conoscere prima di utilizzare un vaccino, soprattutto sui più giovani, per cui il Covid è un pericolo minore. Lo studio presentato da Pfizer a FDA per chiedere l'approvazione della terza dose coinvolge appena 300 persone e ammette che non c'è alcuna indicazione sulla durata dell'efficacia. Ma diciamo che anche nel mondo scientifico c'è un po' di dibattito, soprattutto nel mondo politico. Io sono convinto che la terza dose è indispensabile, anche perché ho avuto contezza anche personale che non sempre la prima e la seconda dose poi ti danno anticorpi sufficienti e quindi ci sono delle reazioni, bisognerebbe andare a fare gli esami anticorpali dopo aver fatto il vaccino. Prego, professor Abruscio. Sì, io ho avuto modo di vedere la sierologia e ho visto che effettivamente insomma, gli anticorpi crescono in maniera anche notevole. Però insomma, dopo un po' di tempo questi calano, quindi come si diceva prima non abbiamo un farmaco, non abbiamo un vaccino che duri per tutta la vita, ma d'altra parte vede, se io voglio combattere l'ipertensione, parlo di una patologia che insomma io devo continuamente prendere un farmaco, ma non è che quel farmaco è innocente, perché sa quanti provocano effetti collaterali. Insomma, io mi occupo di trombosi. Allora, nel momento in cui c'è l'indicazione per dare un anticoagulante, l'anticoagulante si dà a quel paziente. Però non è che scevro da rischi, sa quanti effetti collaterali e anche emorragie cerebrali e morti che ci sono per quell'anticoagulante. Ma non è che questo impedisce di utilizzare l'anticoagulante. Perché non lo impedisce? Perché si mette tutto quanto sul piatto di una bilancia e si vede dove pende, è più il beneficio o è maggiore il rischio? Perché se è maggiore il rischio, io il farmaco non te lo do. È come un intervento chirurgico. Quale chirurgo va ad operare una persona che ha un rischio elevato di lasciarci le penne durante l'intervento? Nessuno. Cioè, ma c'è sempre un rischio, anche con la gravidanza c'è un rischio. Cioè, tutta la nostra vita è piena di rischi, anche scendendo le scale, anche prendendo la macchina. Quanti morti che abbiamo? Eppure non è che questo ci impedisce di andare in macchina. Allora bisogna quindi valutare appunto il rischio. Io non è che dico che non esistono effetti collaterali oppure
non c'è, sono stati registrati anche ma se io vado a vedere i numeri, cioè io vado a farmi un intervento chirurgico da un chirurgo in cui i numeri, magari le complicanze post-operatorie sono piccole rispetto ai vantaggi, altrimenti nessuno andrebbe ad operarsi. Ecco, la stessa cosa un po' per i vaccini. E allora è chiaro che se è una cosa nuova questa, non è che le sperimentazioni non sono state fatte prima sulle persone, sugli animali, più che in serie, in parallelo, ecco perché sono stati anche accorciati i tempi. Però, insomma, i vantaggi sono innumerevoli. Se poi dopo io vado a concentrarmi e metto la notizia su uno che ha avuto una trombosi dei seni cerebrali, su milioni e milioni, perché a differenza degli altri farmaci il vaccino lo utilizzo su tutta la popolazione, su tutte le patologie, mentre l'anticoagulante lo do soltanto a una piccola fetta, non lo do a tutti quanti. Però quello che mi provoca l'anticoagulante è molto peggiore rispetto a tutta la popolazione. E quindi ci vuole anche qui informazione, ci vuole responsabilità e soprattutto, insomma, voglio dire, viviamo su una terra in cui tutti quanti noi siamo limitati, non siamo padri eterni, però le armi le abbiamo e se abbiamo queste armi dobbiamo utilizzarle, anche se, ripeto, insomma, come tutte le armi, insomma, può succedere, no, che ci sia l'incidente, certo, ma per questo non è che possono non utilizzarla. Non c'è dubbio. Solo per dare un dato, sì, prego. I morti negli Stati Uniti per il paracetamolo, non nomino la marca, però si è capito, paracetamolo, sono 40.000 l'anno. Caspita. Non c'è nessun dato ad oggi che sui miliardi di vaccini dati ci sia stati neanche lontanamente il numero dei morti riconducibili a cosa, fermo restando quello che diceva il professor Avruscio, cioè chiunque quando spara con un fucile rischia che il fucile gli si esplode in mano. Il problema è vedere quante volte quel fucile ti esplode in mano. Certo. Per restare in termini di armi e di belligeranza. Certo, abbiamo visto per esempio che Israele, che è la prima nazione che è entrata nel mondo dei vaccini e l'ha fatta immediatamente rispetto a tutti gli altri paesi, noi compresi, e oggi sta facendo la terza dose. E diciamo che l'attenzione verso i propri, diciamo, cittadini, la politica in questo momento a Israele è molto attenta e quindi se loro sono andati in questa direzione ritengo che abbiano studiato sufficientemente. Anche perché non c'è solo una politica sanitaria di Israele in questo momento sui vaccini ad Israele. Certo. Perché c'è di nuovo il discorso di chi ha i vaccini e quindi ha una popolazione sana in grado di difendersi e di chi i vaccini non ce l'ha e quindi è una popolazione malata che quindi rappresenta un minor pericolo. Certo, ma c'è un altro fattore che naturalmente i vaccini se vengono distribuiti regolarmente e anche loro hanno il Green Pass e quindi obbligano alla vaccinazione, ma soprattutto sono diventati una nazione leader, diciamo, sperimentale nel mondo dei vaccini. Cioè, avendo una statistica così elevata ed essendo avanti almeno 3 mesi rispetto a noi o altre nazioni, naturalmente è un campione che serve alle case farmaceutiche per anticipare quelle che sono le problematiche che potrebbero arrivare. Bene. Parliamo rapidamente delle mascherine, no? Perché credo che sia uno degli antidoti più importanti in questa fase. Credo non sia da considerare un obbligo, ma sia da considerare un supporto fondamentale. È vero che la mascherina non può filtrare il virus, non c'è dubbio, perché il virus è talmente piccolo che passa, però è la quantità
a volte del virus che io ricevo se non porto la mascherina. Se porto la mascherina quella quantità viene limitata e quindi ho la possibilità di difendermi molto meglio, perché il contagio avviene sì diciamo per virulenza e per patogenicità, quindi se io assumo molti agenti patogeni mi ammalo rapidamente e riesco a reagire meno. Se invece ne assumo pochi, allora la mia reazione, anche se non sono vaccinato, è sicuramente migliore. Prego, dottore. Sì, prima volevo anche, abbiamo visto il presidente Biden che si è vaccinato e spinge per la terza dose, ma è lo stesso presidente che ha annunciato la donazione di 1 miliardo di dosi di vaccino per l'Africa. Quindi quello che il governo, questo governo degli Stati Uniti sta proprio avendo è un approccio globale alla risposta. Loro hanno grandi problemi interni perché, ripeto, una società divisa non risponde mai bene alle pandemie. Questo è un insegnamento che viene da tanti anni, dall'Ebola in Africa, dal colera, che abbiamo vissuto in varie situazioni. Ma poi la capacità di dire appunto la casa comune è il mondo e quindi dobbiamo vaccinarci tutti, quindi gli strumenti li abbiamo, dobbiamo rendere accessibili a tutti, secondo me, soprattutto ai più poveri. Tornando al discorso delle mascherine, torniamo al discorso grande della sanità pubblica che forse sì, è uscita un po' di moda, no? Negli ultimi anni, perché ci sono interventi che fanno molto più scalpore, ma che è quella che salva le vite, perché previene la malattia. Prevenire le malattie vuol dire, ad esempio, bere acqua pulita e non avere la diarrea in Africa e quindi salvare molti più bambini. Le mascherine sono uno strumento che secondo me, ma chiederò anche ai colleghi, insomma, per esempio hanno abbattuto i casi di influenza. Non è un caso certo, che non abbiamo avuto l'influenza per 2 anni, quindi funzionano, non funzionano. Continueremo sempre a chiederci cosa funziona di più e di meno, ma gli antiipertensivi che non danno un ictus a una persona, quindi prevengono l'ictus, funzionano o non funzionano? Questo ce lo deve dire la scienza. Quello che a me preoccupa sempre, e cito veramente un'esperienza reale, sono questi dualismi, no? Il presidente Biden che lancia la nazione verso una campagna di vaccinazione globale per tutti, anche abbassando le fasce d'età, e poi l'intervista alla persona che dice ma forse funziona, non funziona. È giusto che secondo me la scienza dibatta coi numeri, coi dati, ma bisogna stare attenti all'effetto che abbiamo sulla popolazione. Faccio un esempio banale: quando abbiamo avuto i primi casi di trombosi con AstraZeneca in Italia, nei nostri centri vaccinali, c'erano amici e colleghi africani che su WhatsApp mi chiedevano sta morendo la gente in Italia col vaccino AstraZeneca. Cioè è diventato un tantam che siccome ormai è virale, i social arrivano ovunque, c'è un problema di informazione. Dall'Africa non volevano più vaccinarsi AstraZeneca ed era l'unico vaccino che avevano a disposizione, quindi ci deve essere un'attenzione, proprio quello che torno a dire quello prima, di informazione, di cultura verso la salute, la prevenzione, perché non diciamo sempre prevenire è meglio che curare, e poi verso quando c'è una pandemia capire che tutti gli strumenti sono validi per, e ritorno alla parola chiave per me, che è ripartire e tornare alla normalità in sicurezza. Quindi bisogna stare sempre molto attenti anche al discorso comunicativo e al fatto che tornando ad esempio all'uso delle mascherine, faccio un altro esempio perché li abbiamo fatti tanti fra colleghi. Chi si ricorda i turisti giapponesi che venivano in Italia con la mascherina perché avevano paura, prendevano l'aereo, salivano sul treno e venivano bullizzati, cioè, tutti ridevamo. Forse adesso qualcosina in più abbiamo imparato. Nessuno augura che il mondo viva con le mascherine, però per un po' secondo me è meglio che ancora cerchiamo di ridurre al massimo la diffusione del virus. Tra l'altro una cosa strana, mi aggancio a questo discorso a proposito delle trombosi, che il Covid è una patologia multiorgano e quindi prende anche il sangue, insomma, ed è il Covid che provoca le trombosi. Noi abbiamo avuto una altissima incidenza di trombosi con il Covid, in rianimazione, nei reparti di medicina, nelle malattie infettive. Insomma, abbiamo fatto consulenze a non finire. Nei reparti di medicina c'è stato un aumento del 30%, abbiamo pubblicato un lavoro su questo, e nelle rianimazioni il 70% di trombosi dovute al Covid, non al vaccino, voglio dire. Quindi, insomma, però l'informazione passata, proprio per quei casi di trombosi dei seni cerebrali che quindi non c'entravano nulla, proprio gli arti inferiori, allora si è scatenata questa paura del vaccino, insomma. Comunque, se posso tornare alle mascherine. Sì, prego.
la mascherina, al di là della capacità o meno di filtrare il virus, stronca meccanicamente uno dei sistemi di trasmissione, che sono i colpi di tosse, gli starnuti e la risata. Perché trovarsi vicino, avere uno starnuto, una risata o un colpo di tosse equivale ad emettere goccioline di saliva alla velocità di circa 150 km/h per un tratto molto breve, che è quel famoso metro e mezzo, ma che se ti trovi in quel raggio d'azione vieni inondato da questa cosa di cui noi non ci rendiamo conto. E poi sempre perché qua mi piace questa cosa che uno si aggancia a quello che dice l'altro, non abbiamo ancora focalizzato il problema di chi sopravvive al Covid, perché per quello che dice Avruscio ancora non abbiamo, cominciamo adesso a vedere gli effetti sull'organismo, ma soprattutto sui polmoni in termini di fibrosi polmonare, che chi ha superato il Covid ha, perché praticamente si è visto che per la terapia rianimativa, per tutto quello della cascata delle citochine, quindi le microtrombosi, gli alti livelli a cui viene sottoposto un paziente d'ossigeno, no? Perché è 10 volte, correggetemi se sbaglio, la pressione di ossigeno puro che deve essere mandato nei polmoni. Chi sopravvive al Covid, essendo entrato con dei polmoni perfetti, esce con i polmoni nelle condizioni di un forte fumatore da oltre 60 anni. C'è una devastazione del sistema alveolare dovuta da una parte alle microtrombosi che si fa, dall'altra parte all'alta pressione d'ossigeno che viene. Cioè, uno dei problemi nella prima fase fu che il flusso d'ossigeno doveva essere talmente forte che si congelarono i tubi degli ospedali, cioè si congelarono le condutture perché, come dire, espandendosi, ovviamente, entriamo di nuovo in altra parte. Per cui qua il discorso è mica finito. Certo. Anche quando la pandemia sarà garantita, ci sarà una caduta di costi sociali per l'assistenza e la cura del post-Covid, tant'è che credo che non lo sappia nessuno, è stata introdotta un'esenzione per patologia, cioè ai post-Covid viene risparmiato il ticket di pagamento, come se avessero un tumore, tanto per capirsi, no? Cioè è venuto fuori che tutte le cure devono essere prestate gratis perché sono delle cure essenziali per la vita. Quindi affrontare il discorso vaccini, mi vaccino, non mi vaccino, e sono d'accordo col dottore, se fossi stato io, ma non faccio testo, quel signore dell'FDA avrebbe risposto anche in termini giudiziari di quello che dice, perché non ti puoi permettere il lusso, facendo parte di un'organizzazione, di quello di portare una tua opinione personale. L'opinione è quella dell'agenzia, perché lì l'operazione che è stata fatta, in effetti, qual è stata? Senza dire niente, far trasparire un legame di tipo economico tra la Presidenza degli Stati Uniti e Big Pharma. Io credo che nel mondo in cui siamo, Big Pharma non ha questa necessità, tant'è che l'orientamento di Big Pharma non è sulla cura delle patologie. Il dottore sa bene che in Africa cominciano a non trovarsi dei farmaci basilari come quelli per la tubercolosi, perché Big Pharma non li produce più, perché non so. Si stanno orientando sulla cura del sano, tutta quella zona della nutriceutica, tutta quella zona che è un pochino così.
si stanno orientando su quel tipo di cose. Cioè, quando si parla nell'ambito di tutto il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, quindi stiamo parlando di 200 miliardi di euro circa, il valore delle vaccinazioni fino a ieri era 120-130 milioni di euro complessivamente in termini di spese. Quindi stiamo parlando di niente impastato con nulla. E poi vorrei fare una domanda. Se non partiamo dal presupposto che Big Pharma vuole fare tutti questi affari, ma per fare questi affari stermina l'umanità, e poi dopo che ha sterminato l'umanità, a chi glieli vende i farmaci? No, sono indispensabili i malati, la Big Pharma. cioè Big Pharma fa il conto sui malati e sulle cure. Certo. Se io da 7 miliardi di popolazione la porto a 1 miliardo, quanto mi si abbassa la percentuale degli ammalati a cui posso vendere il famoso paracetamolo? Certo. Allora, quindi diciamo che è un po' il gatto che si morsica la coda. Abbiamo affrontato questo problema del Covid, della terza dose, e riteniamo di tranquillizzare i nostri telespettatori che è fattibile e non comporta rischi. Cerchiamo di far capire anche chi non vuole la mascherina che invece è un mezzo indispensabile, e questo non altera le sue libertà personali, anzi aumenta le sue libertà personali, perché molta gente anche a Trieste recentemente è andata a finire in ospedale proprio per questa difficoltà a comprendere che il mezzo è indispensabile. E soprattutto direi che bisogna seguire ancora le tracce che ci lasciano, perché la scienza continua ad andare avanti, che ci saranno altre soluzioni, che ci saranno anche altre malattie, e che l'intelligenza umana deve crescere il più possibile in maniera tale che si sia in grado per prima di difendersi e poi successivamente di aiutare anche gli altri e soprattutto l'ambiente, perché anche qui noi disastri sull'ambiente li stiamo facendo e li stiamo subendo, ma soprattutto questi addirittura diventano ereditari. Quello che faccio oggi io cadrà sulla schiena di mio nipote o del figlio di mio nipote, e quindi sono, anche se gli scienziati in questo momento sono ottimisti, io credo che la situazione oggi sia totalmente irreversibile. Noi possiamo abbassare, cioè cercare di frenare il livello di aumento del CO2 e il livello della temperatura terrestre, ma nessun scienziato ancora è riuscito a spiegare come abbassare la temperatura, perché quella che abbiamo provocato c'è e rimane. Quella che invece non aggiungeremo allora sarà un aggravio minore per il futuro. Ma se ricordo bene che la più grande bomba atomica che fu esplosa in Unione Sovietica era di 50 megatoni, pari a 4.000 volte la bomba atomica di Hiroshima, io vorrei sapere quell'energia dove è andata a finire. Ce l'abbiamo noi, è rimasta. Ma di quelle bombe, io mi ricordo che era la prima liceo scientifico e abbiamo fatto lo sciopero perché facevano scoppiare le bombe atomiche in atmosfera. E quanta diciamo, radioattività oggi ci conserviamo a una certa altezza, diciamo, dove non tornano più giù le particelle, diciamo che abbiamo creato guai. Se riusciamo a frenarci, forse questa situazione si può stabilizzare diciamo, in una fase non eccessivamente drammatica. Però se continuiamo non c'è niente da fare e non c'è possibilità, e soprattutto, giustamente, come è stato detto adesso al G20, il bla 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 non serve a niente. Prego, dottore. Questa è una cosa che è molto importante, quello che ha detto, ma che si riaggancia a quello che ha detto prima. Bisogna che gli uomini
le persone, per fare questa, cominciano a pensare ad una cosa che qualcuno diceva molto tempo fa, e devo dire l'ha ripresa anche quel signore di prima che gira in bianco dalle parti di San Pietro, che è la redistribuzione del reddito. Noi non possiamo, quando l'India dice che non se ne parla di abbassare i sistemi di CO2 prima del 2070, cioè dietro ci sta 1 miliardo di persone che sono praticamente alla fame. Quindi bisogna che si riveda un sistema economico dove non è possibile che il 9% della popolazione mondiale detenga il 90% dell'economia. Cioè, ma di più, che inquini il 90% e si appropri dell'ossigeno dell'altro 90%. No, ma addirittura fa ancora di più. Per i suoi beni di consumo, per i suoi livelli, li fa produrre in quegli altri posti, certo, dove aumenta la fame, aumenta l'inquinamento, aumenta la disparità sociale. Certo. Cioè c'è poco da farsene. Qua bisogna riscoprire nei termini, per carità di Dio, che ognuno crede, quindi senza 2 grandi teorie dell'umanità che non sono mai state applicate. Una che è stata elaborata intorno al cos'era? 30 dopo Cristo, cioè quel famoso signore che è stato appeso ad una croce che dava e l'altro circa 1 secolo e mezzo fa, che però è finita come è finita coi gulag. Ma i principi fondamentali, che non può esserci un soverchiamento e una disparità economica, di condizione sociale, di condizioni di vita dentro il sistema umano, resta. Certo. Nessuno partirebbe da casa sua imbarcandosi su una zattera ignobile per attraversare il Mediterraneo e annegarci, se a casa sua, dove è nato, avesse le stesse opportunità che certo, hanno avuto io, che hanno avuto i miei figli qui. Certo. Dove questo era la sua cosa, perché non lo risolviamo il problema con i G20, i G40 e i G60, si risolvono nel fatto in cui è giusto che chi fa impresa, chi faccia lucro, ma deve finire un mondo in cui, mentre nella dimensione keynesiana il denaro produceva benessere, produceva lavoro, produceva benessere per tutti, c'è una visione in cui il denaro produce solo denaro. Beh, questa è naturalmente, allora, le ideologie, e qui poi chiudiamo, le ideologie sono sempre, aprono sicuramente grandi ragionamenti, no, ma vede, poi dipende da chi le applica, perché il concetto del sociale, quindi nelle sue varie forme come si è sviluppato, è positivo. Esatto. Poi quando uno invece crea un sistema che è esattamente il contrario di quello che è sociale, ma si chiama sociale, allora fa disastri. Prego. Se posso, c'è una grande incoerenza, è una grande incoerenza che è data proprio quando le parole non corrispondono poi alla verità dei fatti. Allora, noi viviamo in uno Stato, in un paese sociale, nel senso che insomma la sanità, no? Anche se insomma con qualche limite, però insomma almeno abbiamo dei principi, insomma, no? Sociale, abbiamo la difesa del lavoro, abbiamo la difesa della maternità, abbiamo la cassa integrazione, abbiamo il governo che aiuta anche aziende che sono continuamente in crisi, in fallimento, si spendono eccetera, diamo anche il reddito di cittadinanza anche a chi non ne ha bisogno. Però poi cosa succede? Che quando si tratta di fare mercato, noi andiamo a fare mercato con chi questi principi non li ha, per cui già ci mettiamo in una situazione, no, che è sperequativa. Se io in Cina una penna
la produco con 1 centesimo e qui invece mi ci vuole 1 euro. Perché? Perché giustamente la socialità costa, no? Se io devo fare un'economia sociale questo mi costa. Ma poi dopo io come Stato vado a commerciare con uno che i diritti non li ha, e allora che gioco faccio io? Cioè dove sta la mia coerenza? Dove sta? Allora vede La invito che... alla prossima trasmissione che parlerà proprio, non prossima, ma comunque è in calendario, e ricorda proprio questo. Ma c'è un bellissimo libro che consiglio ai nostri telespettatori, attenti ai buoni. Perché io compro il prodotto cinese, lo compro. E quindi se lo compro sono responsabile dell'inquinamento che costringo a fare i cinesi, perché qui è vietato inquinare, è meglio che si inquinino loro. È tutto un giro che non finisce mai. Il fatto che lo yuan valga poco o niente fa parte della strategia sia occidentale che orientale, perché allora io riesco a vendere meglio solo per lo sbalzo, per il delta del valore del denaro. E questo è un'altra cosa da scoprire, ma purtroppo questa sera dobbiamo chiudere qui. Certo. E invece lascio a Tullio la parola, perché abbiamo 3 personaggi ogni volta che vogliamo ricordare. Certamente, come no, assolutamente. Li avete visti per tutta la serata, in alto alla mia sinistra. Allora iniziamo a ricordare come sempre il giovane studente egiziano Patrick Zaki, che è ancora in carcere, che attende il processo, prossima udienza il 7 di dicembre, ma ormai ricordiamo che è in carcere da più di 20 mesi, un carcere duro, e anche le sue condizioni di salute sono precarie. Per lui è un giovane studente che si occupa di diritti umani ed è in carcere, una carcerazione preventiva per come dire, un reato di pensiero, di ideologia sostanzialmente, ecco, quindi perché semplicemente critica il governo egiziano. Continueremo a seguire ovviamente le vicende di questo giovane studente, ma poi ricordiamo anche che siamo occupati e continuiamo ad occuparci anche di Julian Assange, il giornalista australiano, fondatore di Wikileaks. Anche lui vive ormai da 10 anni in una condizione di reclusione praticamente. Si è tenuto il processo per la sua estradizione negli Stati Uniti, gli Stati Uniti lo vogliono per appunto processarlo, rischia 170 anni di carcere, una cosa del genere, per aver diffuso come dire, documenti ritenuti riservati anche del governo americano, nel quale peraltro denunciava la violazione dei diritti umani e tutto quello che è stato fatto durante la guerra in Afghanistan e in Iraq. E poi ricordiamo anche Aung San Suu Kyi, la leader birmana, premio Nobel per la pace nel 91, anche lei si è sempre battuta per i diritti umani nel suo paese, è tornata in carcere, è stata arrestata nel febbraio scorso, quando c'è stato un nuovo colpo di Stato in Birmania. Che lei è sotto processo, rischia nuovamente appunto di essere condannata, si trova ai domiciliari, non gode nemmeno lei di buona salute e peraltro colpo di Stato che ha, come dire, rovesciato il suo governo. Ecco, anche per lei si chiede giustizia e libertà. Ecco, sono 3 esempi, diciamo, ma ce ne sono tanti altri, perché ricordiamo che ad esempio anche in Egitto sono qualche migliaio i giovani che sono in carcere per motivi così ideologici. Ecco, bene. Allora, ci fermiamo qui, io ringrazio i nostri ospiti, il dottor Andrea Azzori, il professor Giampiero Avruscio e il dottor Domenico Crisarà per averci
aiutato un po' come dire, a percorrere, a ricordare anche quello che significa una pandemia. Una pandemia è un'epidemia che non ci lascerà per parecchio tempo. Ecco, forse questo è il problema dell'informazione, forse è passata l'informazione che con il vaccino si sarebbe chiuso tutto e saremmo ritornati a una vita normale. Ecco, anche la situazione di oggi ci dice che effettivamente così non è, il vaccino ha dei limiti, sicuramente va migliorato, ma chiaramente sta nella responsabilità di tutti quanti noi, diciamo, è in questo che sta la soluzione per poter vivere una vita quasi normale, ma sicuramente non è quella di prima, ma comunque insomma ci permette di vivere, di muoverci, di lavorare e di avere anche dei rapporti sociali con attenzione. Bene, grazie ancora, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora, l'appuntamento venerdì prossimo alle 21, TV7 Match. Buonanotte.